Grazie, era Adriano Panatta. Grazie. E adesso i Maneskin conquistano l'Arena di Verona, tutto esaurito ieri sera, fan in delirio e nuovo appello per la popolazione ucraina. Leonardo Metalli. Siamo molto contenti di essere tornati qui. I Maneskin tornano a casa dall'America, non a Roma dove sono nati, ma all'Arena di Verona, tutto esaurito come nei tempi migliori del suggestivo anfiteatro. Vai dammi! Di Marlena torna a casa. Nel giorno del compleanno della carismatica Victoria, la bassista italo-danese che ha fondato la band nel 2015 insieme al chitarrista Thomas, questa sembra essere la data zero di un tour mondiale che lascerà il segno. Milioni di dischi e miliardi di visualizzazioni torneranno utili nel Loud Kids Tour, 76 date per festeggiare il successo del rock italiano. A Verona infatti sono arrivati da tutta Europa per ascoltarli dopo i successi americani che li hanno visti protagonisti nei programmi TV più seguiti, come il Tonight Show e il Saturday Night Live. È un discorso che Charlie Chaplin fece nel suo film Il dittatore. Infine un passaggio contro la guerra dal grande dittatore di Charlie Chaplin per intonare Gasoline, rock energia pura, per non dimenticare che la musica arriva al cuore e fa bene. If you want to use me, I can be a puppet. E tra poco, dopo i soliti ignoti,